смерти. Accuse infondate, non confermate da testimoni oculari. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite continua a negare l'evidenza sui massacri di Bucha, ma le immagini, anche satellitari, non lasciano spazio a dubbi. Silvia Balducci. This is a warfare. And in warfare anything happens. È una guerra e in guerra tutto può succedere. L'ambasciatore russo all'ONU, forse in un lapsus, chiama finalmente il conflitto con il suo vero nome, non più operazione speciale. Si confonde anche quando prova a negare le responsabilità di Mosca sulle atrocità di Bucha. A Bucha i cadaveri che giacciono per le strade non esistevano prima dell'arrivo dei russi, prima che se ne andassero, scusate. Before they left. Mosca nega una realtà che ormai è sotto gli occhi di tutti. Adesso a smentire le tesi del Cremlino ci sono anche le foto satellitari pubblicate in esclusiva dal New York Times. Si vedono i corpi senza vita lasciati lungo la strada. Documenti importantissimi perché permettono di datare gli orrori. I cadaveri infatti compaiono a terra tra il 9 e l'11 marzo, nei giorni in cui i militari russi occupano ancora la città. Come dimostra il confronto visivo, i corpi sono nella stessa identica posizione in cui li trova un membro del Consiglio Comunale di Bucha quando a inizio aprile gira questo video, subito dopo il ritiro degli invasori. È in quel momento che il mondo vede le fosse comuni, le camere della tortura, i corpi illegati. Barbarie che sono state confermate da decine e decine di testimonianze, dal lavoro dei media sul posto, ora persino dal satellite. Prove che non lasciano dubbi, che smascherano definitivamente la versione della messa in scena sostenuta da Mosca. Mentre